Sì, 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 ascolta, l'unica volta che ho incrociato un gatto nero, il gatto appena mi ha visto, sì, ha alzato le zampette anteriori per toccarsi e andò a sbattere il muso sulla ruota di una macchina posteggiata. Vabbè, coincidenza. Vabbè, come dici tu? Allora, ascolta questa, l'unica volta che una chiromante mi ha letto la mano, si mise a piangere come una piccirilla, musciata, non ha voluto manco i soldi, si mortificava a pigliare sigli. Vabbè, ambizione è più tinta la malattia, hai ragione sempre tu. Ascolta questa, l'unica volta che ho contato le pecore per addormentarmi, arrivata alla 300ª pecora, quando aveva pigliato sonno, la 300ª pecora, proprio l'ultima, mentre mi passa davanti, si gira e mi fa beh, saltava all'aria come un'ancilla tutta la notte scantato senza poter pigliare più sonno. Pronto? 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 Cari Aline oppure io? Tanto vi presento, scusate. Sono felice e fortunato. Sì. Lo so cosa state pensando, non solo felice, pure fortunato. Niente di più sbagliato. A partire dal giorno in cui sono nato, il 29 febbraio. Dice, vabbè, dov'è il problema? Tuo padre ti dichiarava il 1° marzo e il problema era risolto. No, mio padre queste cose non le faceva. Ma come? L'ospedale sa che sei nato alle 11:30 di sera e io ti dichiaro dopo mezzanotte? Non è possibile. Vabbè, mi vuoi dichiarare il 29 febbraio? Perfetto, ma festeggiami ogni anno il compleanno il 28, no? Un compleanno ogni 4 anni, tipo Olimpiadi. Cioè, vabbè, il problema è che il compleanno ti poteva festeggiare gli onomastici, perché c'è un cornuto che sa quando è San Felice. Io stesso per scoprirlo lo devo andare a vedere su Google. Io ho amici che si chiamano Vincenzo, Francesco, Salvatore, Giovanni, che ogni anno per l'onomastico con il telefono ci vuoti, i WhatsApp e gli SMS non si contano più. A mia per San Felice non mi chiama nulla, perché non sa nulla quando è, quindi come a chiamare, non mi chiama nulla. Cioè, vabbè, che è un problema il nome, pensa a tuo nipote. Lo so, sono disgrazie. Io ho un nipote che quando è nato il padre, diciamo, devoto e ammiratore diciamo, di Vasco Rossi, la madre devota a Padre Pio, non si mettevano d'accordo sul nome e l'hanno chiamato Pio Vasco. Ora due creature che più grannuzzo, anche nel mese di agosto ne esce con paracqua. Ma alla femmina, che nacque 2 anni dopo, ci finì peggio, che lei sempre con Padre Pio fissata. Io fissato con Madre Teresa di Calcutta, l'hanno chiamata terapia. Ora le creature che è più grande che sempre stata aspettare, e poi farmaci. Ma di che stiamo parlando? Cioè, vabbè, ma che problema c'è? Il nome, il cognome? Che vuol dire? Quando uno è disgraziato nico, già dal primo giorno di nascita. Cioè, ma perché cosa può succedere a un neonato? A mia nonna che mi cantava la Nina Nanna. Giuro, io ne ho sentite gente stonate nella mia vita, ma come mia nonna, come mia nonna no. Io già ci penso su solo che io non potreste sentire. Io facevo finta di non vicino per farla zittere, me la sognavo pure la notte e mi svegliavo gridando. Mia madre sentiva le grida della sua stanza e diceva a mia nonna, il bambino piange, vedi che ha? Arrivava mia nonna e mi diceva, che c'è amore, hai fatto un brutto sogno? Ora la nonna ti canta la Ninna Nanna. Ma cantava a riere, ma cantava a riere. Dice, ma poi quando sei diventato più grande le cose sono cambiate? Sì, sono peggiorate. La prima festa importante dove mi hanno invitato, mi hanno detto, attenzione, devi venire investito, mi raccomando, devi venire investito. E chi città lo picchio città? Io qua, sopra il marciapiede, il portone della festa era di fronte, scendo al marciapiede, una macchina mi pigliò in chino, proprio in pieno, centrato, e non mi poteva sbagliare, perché era un Mercedes e aveva il mirino sul cofano, per cui proprio preciso. Alla festa sono arrivato con 3 ore di ritardo e anche se quell'anno si portava il principe di Galles, io ci arrivai ingessato. Ma poi quando è diventato ancora più grande, dicevo, meglio ne parliamo. Ma lei cerca di giustificare i suoi fallimenti con la mala sorte. Non è così. Io lo posso dimostrare che a me le cose vanno sempre storte. L'anno scorso, nel mio condominio c'è una ragazza separata sulla Trentina, Elisabetta,
mi chiama a luna di notte e mi chiede al telefono: sei felice? Ci sei chi si domanda cosa fanno a luna di notte? Ci non scherzare, dai, non riesco a prendere sonno, che fa? Vieni. Ci si guarda, non è che sono solo felice e contento, ci stai venendo subito. Ci ricorda di portare i profilattici. Ma cucciolavi, li devo andare a comprare, sbrigati. Comincio a girare mezza Palermo per trovare una farmacia di turno, finalmente la trovo, entro, cortesemente mi dà una confezione di 12 profilattici. Ci guardi signore, non è per farmi i fatti suoi, però alla sua età ci dovrebbe stare attento, ci si guardi, è per fare figura, perché sicuramente ne servirà solo uno. Però uno si presenta con una scatola da 12, la signora pensa questo, si sa quando comincia, non si sa quando finisce. Va bene, preso, li vuole ritardanti? No, guardi, chi mi aspettava per l'una, già sui numero 20, lei mi dà pure ritardanti. Perfetto, quanto pago? 10,30 €. Ci rigni 100 €. Ma guardi che non ho il resto. Come non hai il resto, scusi? Purtroppo non ho il resto. Guardi, me lo posso prendere domani il resto? No, non posso mettere soldi in cassa senza rilasciare uno scontrino. Vabbè, dramatico. Senta, troviamo una soluzione. Mi dica quanto c'ha di resto? 35 € circa. Allora mi lascia 65 € in medicinale e ne leviamo pensiero. È buono, perfetto. Riempie un sacchettino, ci mise di tutto e di più. Mi dà questo sacchetto, arrivo a casa di Elisabetta che già erano le 2:05, apriamo il sacchetto, c'era di tutto. C'era la mucchina, c'era l'aspirina, c'erano i cerotti per i calli, non mancava niente. Tutto c'era. Mi ha dato 65 € di medicine, tranne i preservativi che la so da sopra. E dite che non sono sfigato? Elisabetta mi liquidò dicendomi: guarda, era meglio che pigliava la camomilla, visto che poteva pigliare sopra. E allora io chiudo nel dirvi una cosa sola, semplice, che dimostra come quando uno ce l'ha, la sfortuna ce l'ha. Il mese scorso mi suona alle 7 del mattino la sveglia per andare a lavorare. Cerco di bloccarla e il pulsante mi resta in mano. A questo punto, per farla zitta, riesco a scippare le batterie. Mi alzo, vado in bagno, giro la maniglia, ma resta la maniglia nelle mani. Ma che è? Prima il pulsante della sveglia, ora la maniglia, un po' di zucchero, niente stamattina. Vabbè, mi vado a fare un caffè. Entro in cucina, prendo la caffettiera sopravvalato, mani con le mani. Ma che fa? Un po' di zucchero e niente, si staccano tutte cose. Vabbè, pazienza, mi vado a vestire. Prendo una camicia, la indosso, il primo bottone, appena tocco se ne viene in mano. Secondo bottone, pum, le mani. Ma che fa? Non mi toccare niente stamattina, ma come si fa? Vabbè, mi metto una polo, prendiamo la valigetta 24 ore, prendo la valigetta, il manico mi resta in mano, la valigetta in terra. Ma che fa? Niente si può toccare stamattina. E vabbè, me la porto tipo carpetta sotto il braccio. A questo punto, prima di uscire, mi scappa la pipì. Con quale coraggio lo potevo toccare? Non solo non sono andato a lavorare, non mi ricordo più quante volte me la sono fatta addosso, non solo. E per le 2 settimane successive, per la soggezione, andavo a lavorare col pannolone. Sei l'ultima. Il capo all'impiegato: che cosa devo pensare che sei arrivato 5 volte in ritardo questa settimana? E l'impiegato risponde: che è venerdì. Sei l'ultima. Non è come pensi. Non è come pensi. Non è come pensi. Faglielo vedere cos'è. È la sedia. È la sedia, perché qua aspettiamo che si comprano le opere d'arte. Dove siamo qua? Faglielo vedere dove siamo qua. Faglielo vedere. Qua siamo a prendi l'arte, mettila da parte al museo. Ora voi vi chiederete: perché siamo così? Come? Perché siamo così? Perché siamo così? Perché l'opera d'arte di oggi non ha fondamento. Allora, guarda, facciamo così. Siccome io le telefonate non le sento, sediamoci qua. Allora, oggi mi siedo. La vuoi inquadrare quell'opera d'arte? Questa inquadra, guardala qua. Lo vuoi capire che qua è una questione di fondamenta? Lo vuoi capire che ci è mancato il terreno sotto i piedi? Lo vuoi capire che l'abitabilità non c'è? Cosa te lo compri a fare? Può accadere da un momento all'altro e noi l'aspettiamo così. L'aspettiamo così perché siamo così. Aspettiamo la fine
di un'opera d'arte. Lo capisci che aspettiamo? Allora, se io te la vendo, la vuoi venduta? Fammi sì quella cosa. Fammi sì quella cosa. La vuoi regalata? No, l'arte non si regala, l'arte si compra. Allora che faccio? Io te la vendo, ma non te la posso vendere da sola. 21.000 euro. Ce l'hai lo spazio? Ce l'hai un garage per mettere la torre di... Non ce l'hai! Ma io ti voglio mettere alla prova, non te la posso vendere sola. E se cade? Ti devo vendere l'accessorio? Eccolo l'accessorio. L'accessorio. I miei. Io ve la vendo con quello che ve la tiene. E quello che ve la tiene oggi è importante. Vuoi mettere che hai uno che ti tiene la torre, che ti cade da un momento all'altro? E non sento le telefonate. È ovvio, è ovvio. Che cosa deve invece? La nostra torre 3.0, signori miei. La torre che non cade, guarda. La torre che non cade. Lei arriva sino a terra, guardate un po' è così. Oggi il tema, guarda, la guardia giurata che non cade. Qui non cade nessuno. E difatti arrivano telefonate. Perché cadi tu nell'anello del... Lo capisci che l'arte non è un tranello? Lo capisci, sì o no? Sì. Fammi sì. L'abbiamo venduto. È venduto, signori miei. Guardate là. Allora, prendi l'arte. Prendi lui. Prendi anche lui. Che tiene. Questo svenduto. Mettilo là. Vai a tenere l'altra torre. Prendi l'arte. Mettila da parte. Una volta che ci avrai trovati, non ci chiamerai più. Attendiamo che ci caschi anche tu. Cioè, ma tutti quale palle sta montando, scusa? Venuta Catalino, ma perché è imbarata sta palla qua? Come sai Non è la palla, è un pomello. Non è la palla, è il pomello. Pomello. Pomello, dimmi che era imbagata, no? Ai. A Grancai. Donna, abbiate pazienza, ci vuole pazienza con questi mariti che non trovano mai niente. Dove sono i miei calzini? Non trovo i calzini. Ma come, dove sono? Sono nel secondo cassetto, non li trovo, non ci sono. Ave 15 anni che questi quasetti sono nel secondo cassetto e i mariti non ne trovano mai. Poi arriva la moglie, ecco qua, vedi? E i mariti fanno la fiora di pennolona. Sono vicino a tutte quelle mogli che combattono questi mariti che sono cose inutili. Amore, è finito il rotolo della carta igienica, tu pigliavi prima. Oppure i mariti che non sono capaci di pigliare chisso e buttarlo nel cestino. Proprio i mariti non ci arrivano. Questi mariti che si vantano che a casa aggiustano tutte cose loro, fanno tutte cose loro, mariti che sanno fare di tutto e fanno tutto, poi la moglie manca 2 giorni e un trovi più manca a casa, armadi smontati, il delirio, i bambini che vogliono scappare da casa. Aiutatemi. E poi i viaggi, partire sempre, partire, viaggiare. Pare che noi in Sicilia non abbiamo niente, abbiamo dei posti stupendi, ma te va a fare un bagno a Lampedusa, a San Vito Lo Capo, a Marzamemi. La Sicilia è bella tutta, è lungo e largo, invece no, è Sharm el Sheikh, e andiamo alle isole X, e andiamo in Spagna, andiamo a Ibiza, ma chi c'ha a fare? No, dobbiamo partire, mi caricavo io chino di valigie, ragliavo quando arrivavo all'aeroporto, da un asino. Ci fu un periodo che abbiamo talmente viaggiato, girato il mondo, che io praticamente non parlavo più normalmente. Usavo come nomi, come parole di uso quotidiano, usavo i nomi delle città e delle nazioni che avevo girato. Ero diventato praticamente, ormai usavo un linguaggio internazionale. Raccontavo gli aneddoti così, tipo una disavventura che mi capitò una sera. La vidi entrare in discoteca. Era veramente Lisbona. C'aveva 2 Bombay. Pensai, ora la Bordeaux.
Mi avvicinai a lei e le dissi: Bali? No, rispose, grazie, mi sento un po' Afghanistan. Ma dopo un po', facendo il finto Toronto, mi riavvicinai e le dissi: Tel Aviv, qualcosa? E lei: come? Ed io: Beverly Hills? Ah sì, solo un Pechino, sai, Stoccolma, fin qui. Perché hai mangiato? Ah sì, un Ibiza, Napoli e 2 litri di porto e mi sento veramente Alsazia. Beirut. Alla faccia del Cairo le faccio io, che profumi inebriante, ma che cos'è, acqua di Colonia? No, Francoforte. E chi cazzo di profumo è? Chi sa trovavo? Passai all'attacco e dissi: lo sai che sei veramente buona? E lei: anche tu sei Berlino. Ecco, Manchester, che sono veramente troppo Tokyo. E se vogliamo anche un po' figlio di Detroit. Pensavo, se le arrivo a mettere le mans di sopra, posso pure arrivare all'Ottawa. A quel punto mi sono sentito sfidare da me stesso. Le volevo dare subito una dimostrazione e le ho messo una mano nella Minnesota e l'altra nella Virginia. Bella Madrid, minchia, ma fui La Paz, tenga le mans a Boston. Io sono una ragazza siria, ma che mi hai preso per una Bhutan Baghdad, che se mi arrabbia, Seychelles amare e che un Mauritius. Ma le faccio a cara, dai, ma non fare così. E lei Angola, ma che Kabul vuoi? Minchia, ma sei proprio durazzo. Ma Titicaca, Perù, Oxford, ma la Fattima come fa lei? Che se non te ne vai ti do un calcio a Nepal, che ti Rotterdam tutte cose. Ah sì, Dallas. Minchia, avrete una boffa. Bogotà, Ohio, una ginocchiata nei Paesi Bassi, Rabat, Santiago, le Caracas, un calcio negli stinchi, Gabon, minchia, Shanghai, non ce l'ho fatta più. A quel punto le ho dato un pugno, Bangkok, e lei, mi sento Persia. Va fan Cuba, vado a cascare in Triada se te vengo più appresso. Che Kazakistan. Me ne vado. Vorrà dire che pure per questa sera Amman.